Emerge un quadro sconfortante dalle anticipazioni del rapporto Svimez, Associazione per lo sviluppo delle industrie del Mezzogiorno. Tra gli aspetti preoccupanti, la ripresa che rallenta, la possibilità di recessione e l'emorragia migratoria. Si accentua la distanza con il resto del paese con l'UE, con un deficit di quasi 3 milioni di posti di lavoro necessari per colmare il gap occupazionale col centro-nord. Gli investimenti crescono, segnando un più 3,1%, ma si rileva una forte disomogeneità fra le realtà territoriali del sud. Per quanto riguarda i consumi, il Mezzogiorno ha visto nel decennio 2008-2018 una contrazione del 9%. Altro problema sembrano essere le migrazioni. Gli emigrati del Mezzogiorno nel periodo dal 2002 al 2017 sono stati oltre 2 milioni. La spesa totale comprensiva del lavoro flessibile e del personale della pubblica amministrazione nel comparto delle funzioni locali sfiora i 14 miliardi di euro. Lo certifica la Corte dei Conti. La cifra totale è così suddivisa: 2,8 miliardi per le regioni, 0,9 per le province e le città metropolitane e 10,3 per i comuni. L'intero settore occupa complessivamente circa 483.000 unità, distribuite tra dirigenti, segretari comunali o provinciali e direttori generali, lavoratori con qualifica non dirigenziale. Primo semestre 2019 positivo con ricavi e utile netto in aumento per Snam. Il Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019. I ricavi totali ammontano a 1.332 milioni di euro, in aumento di 61 milioni di euro, pari al 4,8% rispetto al corrispondente valore del primo semestre 2018. L'utile operativo del primo semestre 2019 ammonta a 756 milioni di euro, in aumento di 27 milioni di euro rispetto al corrispondente valore del primo semestre 2018. Nel primo semestre utile netto in aumento per le assicurazioni generali. Il CDA ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata 2019 del gruppo. Il risultato operativo cresce del 7,6% a 2.724 milioni di euro, grazie al positivo sviluppo di tutti i segmenti di business. L'utile netto è pari a 1.789 milioni, più 34,6%, mentre l'utile netto normalizzato, che non comprende l'impatto delle plusvalenze derivanti dalle dismissioni, è in aumento del 6,4% a 1.310 milioni.